Amici di Sportisili, buongiorno, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara che vede scendere in campo TF e Academy Panormus. Si tratta del campionato Under 17 regionale, allievi chiaramente. Sono due squadre, intanto vediamo subito la prima ad arrivare, che è la squadra di casa della TF, che avrà sicuramente tanta voglia di vincere perché vuole continuare questo ottimo momento in campionato, perché sono 5 le vittorie che al momento sono sequenziali per la squadra allenata da mister Marcoccio e che vorrà sicuramente continuare. E oggi la sfida è veramente tanto importante, però arriva una squadra altrettanto forte come la Panormus. Guardiamo subito la classifica, diamo subito uno sguardo velocemente perché poi ci sarà da commentare tante belle azioni, perché la Panormus si trova al quarto posto in classifica, terza invece l'ATF. Potreste pensare forse siano pochi punti, in realtà i punti sono anche diversi perché la TF ne ha 25, la Panormus ne ha 18, però il posto è soltanto uno e di conseguenza è una partita che mi permetto di dire vale 6 punti oggi. La TF potrebbe permettersi di allungare sul quarto posto di tanto, perché una vittoria oggi significherebbe andare a più 10 sul quarto posto, quindi sarebbe anche un qualcosa di ricercato per la società oggi in maglia bianca, mentre invece la Totala Panormus con questi eventuali, permettetemi di dire di nuovo, 6 punti, potrebbe avvicinarsi tantissimo alla TF perché significherebbe andare a meno 4. Insomma, sono 90 minuti quelli che oggi ci terranno compagnia noi qui sul campo meraviglioso del velodromo. Si attende però l'arrivo anche del direttore di gara che poi accompagnerà chiaramente tutti i protagonisti in campo. Adesso anche il pallone è arrivato tra le braccia del direttore di gara e poi le squadre entrano finalmente in campo per questa partita che si crede possa essere entusiasmante, ma non abbiamo dubbi perché la classifica parla molto chiaro. Intanto noi vi mostriamo il nostro scoreboard, poi ricordiamo come in ogni nostra diretta che il cronometro inizierà a scorrere istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Vedremo se toccherà alla Panormus o se invece ai padroni di casa. Nel frattempo stanno entrando le due formazioni dirette verso il centrocampo con i due capitani. Partiamo dagli ospiti questa volta. Alessandro La Rosa, maglia numero 9, dall'altro lato invece il capitano è Andrea Civilletti. Si stanno sistemando i ragazzi in campo. Diciamo anche un po' subito le formazioni ufficiali, perché la TF schiera con in porta Mario Verdicaro, poi abbiamo Samuel Villardita con la 2, con la 3 Federico Pisano, con la 4 Davide Sistori, con la 5 Andrea Civilletti, il capitano, con la 6 Raffaele Lapadula, con la 7 Giuseppe Costa, con la 8 Matteo Sarro, con la 9 Paolo Troia, con la 10 Elias Mancuso e poi con la 11 Aleandro Bronzino. Poi tutta la panchina che chiaramente leggeremo successivamente alla formazione della Panormus, invece con Emanuele Ferrante in porta, Angelo Barone, poi abbiamo Cardullo con la 3, con la 4 Renda, con la 5 Briguglia, con la 6 Caminita, con la 7 Rivela, con la 8 Salvatore Imperdona, con la 9 Alessandro La Rosa, con la 10 Antonio Catalano e con la 11 Lombardo. Nel frattempo anche il classico batticinque per prima di cominciare la partita. In panchina per la TF Veliu, Fava, Schiazzano, Cangemi, Gilia, Camilleri, Bosco e Manzella. Per la Panormus invece abbiamo Fiume, Cani, Troia, Casello, Ganci, Siragusa, Caltanissetta, Visconti e Biondo. Queste sono le scelte tra titolari e panchina dei due mister che oggi sicuramente sanno e avranno preparato alla perfezione questa partita, perché sanno bene quanto possano veramente cambiare i campionati anche con una semplice partita, perché lo dicevamo nella nostra intro, questa partita non vale semplicemente 3 punti, io credo che valga anche 6, perché la posizione in classifica al momento dice questo: terzo posto TF, quarto posto per la Panormus. Nel frattempo circle time per entrambe le squadre, adesso ve lo mostriamo, prima padroni di casa e poi anche gli ospiti. Circle time è fondamentale perché prima di cominciare bisogna sempre caricarsi l'uno con l'altro e darsi forza per questa importante sfida. Sono un pizzico in ritardo perché sono già le 10:37 in realtà, più che altro perché successivamente ci sarà anche un'altra sfida sempre qui sui canali di Sportizi, sempre qui con me, quindi
rimanete connessi, però cambiate chiaramente pagina perché sarà su un altro canale, sempre sportisti chiaramente. TF contro Città di Trapani, per quanto riguarda il campo degli allievi regionali under 16, quindi scendiamo di una categoria, scendiamo anche di minutaggio perché non saranno 90 minuti, bensì 80. Nel frattempo noi stiamo cercando un attimino di guadagnare tempo. Abbiamo parlato un po' delle statistiche, però adesso le statistiche, come diciamo anche in ogni nostra diretta, sono sì importanti, ma non sono fondamentali, perché poi è il campo che chiaramente dovrà dare il verdetto. Dopo l'urlo, adesso anche la Panormus si è caricata, insomma sono due squadre che si stanno caricando tantissimo adesso, con la TF che sembra stia andare sì, da sinistra verso destra, quindi vedremo la TF da sinistra verso destra e dalla destra verso sinistra invece la Panormus, con al momento Catrano che ci stava deliziando con qualche controllo di suola, adesso anche con un giro del mondo, prima di lasciare il pallone a Giuseppe Costa, che invece inizierà questa sfida. E quindi con Costa inizierà questa sfida tra TFE e Academy Panormus. Portieri molto alti e si comincia dunque questa sfida con il rilancio immediato da parte di Verdicaro, palla che subito rimbalza e viene allontanata dalla Panormus. Villardita si appoggia dalle parti di Bronzino che cerca subito un tiro verso la porta direttamente dalle braccia di Ferrante. Sembrava potesse essere in realtà un cross questo, poi invece ha un po' stretto la caviglia, di conseguenza ha creato una conclusione verso la porta. Pressione alta di Mancuso, palla che viene subito ribattuta, lotta la Panormus che cerca di uscire dalla pressione con Barone che allontana senza badare allo stile, ma vede invece lo scatto di compagni. Adesso è un 4 contro 4 che si era venuto a creare in quel momento. Villardita si complica tanto la vita qui sulla pressione alta da parte di Rivela, che però poi evidenzia invece un bel dribbling da parte di Bronzino, che ha iniziato bene la sua partita con il primo tiro verso la porta e poi con questo piccolo dribbling per rientrare sul mancino. Palla lunga, si trattengono un po' i due e viene anche fischiato un fallo irregolare, quindi la trattenuta di Barone sui confronti di Mancuso, che si prende questo calcio di punizione e va subito a popolare l'area di rigore sulla battuta. Vediamo Bronzino, però c'è anche Sistori che fa cenno al compagno che forse andrà a lui. Rimangono invece dietro sicuramente Civilletti, rimane dietro. Va Bronzino col mancino direttamente sul primo palo. Nessun problema per Ferrante che invece blocca abilmente, poi scarica dalle parti di Barone che lascia scorrere un po' il pallone, poi si appoggia da Rivela, pressato da Villardita, poi cerca di mettere tutti d'accordo Briguia e poi il rilancio di Barone a cercare la torre, il copista effettivamente a spizzare è arrivato, poi la Rosa insegue questa palla, ma in anticipo c'è nettamente Civilletti, il capitano Verdicaro, cerca una giocata molto complicata con un dribbling e poi chiede ai compagni calma. Buona qui la pressione da parte di La Rosa, il capitano della Panormus, che ha cercato subito di rubare un po' di spazio al portiere, mettendolo un po' in difficoltà. Verdicaro sembrava però molto tranquillo con il pallone tra i piedi. Villardita, poi pressione sempre molto alta. La Panormus credo l'abbia anche impostata così la partita, ovvero pressare molto alto. Villardita di testa arriva a Rivela, poi Camita anticipato dal compezzo successivo, poi palla a tagliare per il controllo e qui poi è un po' un lavoro non perfetto, la palla viene allontanata, ci stava arrivando Troia, mentre invece è stato provvidenziale l'intervento di Incardona che si è anche un po' sostituito in realtà al compagno, a Ferrante, che sembrava aver chiamato il pallone, però Incardona non ha voluto rischiare, pertanto ha buttato lui quel pallone dentro, palla che arriva su Bronzino che calcia e poi viene ribattuto Villardita, tocco ad aprire molto bello su Bronzino, poi l'anticipo è netto di Barone, adesso può ripartire Rivela, è veloce il 7 che cerca un tocco mancino, arriva adesso per la Rosa, fermato però da Civilletti che fa un gran contrasto in piedi e poi scarica sul compagno. Bronzino sovrapposizione da parte di Costa, lui cerca invece il mancino, cerca la conclusione, viene ribattuto però
da Renda, che è molto bravo a farsi trovare lì. Si continua ad insistere per l'ATF, va sulla fascia mancina, vuole crossare Pisano, viene però fermato. È un bel inizio però, sia da un lato che dall'altro, sono due squadre che stanno giocando bene, minuto 4 di gioco, ma non ci stiamo annoiando. Rimessa laterale. E sarà, vediamo se calcio d'angolo o rimessa laterale. Vediamo. E sarà calcio d'angolo, quindi, sì. Salgono un po' tutti, rimangono dietro Villardita. E poi va indietro anche la Padula in realtà. Civilletti. Pressione altissima di La Rosa. Villardita. Apre nuovamente su Bronzino, stanno dialogando tanto i due. Mancino di prima, Costa, poi bella la giocata. Ancora a velocizzare da parte di Sarro, poi conclusione da fuori da parte di Sistori che ci ha provato, fatto bene. La Rosa lascia scorrere un attimo, poi cerca la velocità su Civilletti, lo salta nettamente più veloce, vediamo se attacca la porta. La Rosa entra dentro, sterzata. La Rosa mette palla a rimorchio, poi la conclusione che è arrivata con il mancino da parte di Lombardo che non inquadra la porta, però anche la Panormos si va a vedere in avanti e fa paura. E andrà quindi Verdicaro a battere la rimessa dal fondo, però credo possa appoggiarsi corto sul compagno e infatti sceglie la fascia sinistra con Pisano. Tocco verso Costa di prima, prova a liberare, poi allontana invece senza troppi problemi Cardullo, va giù, calcio di punizione, fallo su Costa che si è subito rialzato. Poi anche il tecnico della Panormus, a dire, se non mi ho capito male, le hanno rubate tutte, quindi quasi a dire che le hanno sempre prese loro queste palle. Sistori, Villardita, guarda i compagni, forse prova un traversone, viene però sporcato. E poi sbaglia invece il tocco Briguglia, aveva provato forse a velocizzare un pizzico. Bronzino, cerca il dribbling, gli riesce, poi recupera Barone con un lavoro molto molto fine di fisico, si concede anche un bel dribbling. Barone con l'esterno, grande palla per la Rosa che deve attaccare la porta contro Civilletti. La Rosa la controlla verso un mancino, potrebbe calciare, la controlla col mancino, sempre con la suola, poi si appoggia e poi va giù ed è calcio di punizione. Sì, non è calcio di rigore, è calcio di punizione dall'Italia di rigore, però bella giocata qui della Panormus. Lombardo si va a prendere il pallone e poi Catalano dice no, l'ho presa io, la voglio calciare io. Infatti si guardano un po' i due. E poi no, Catalano lo lascia a Lombardo, ci ho ripensato, ho detto ok va bene, vai tu, vediamo, perché potrebbe essere anche semplicemente un po' di psicologia per non far capire chi dei due possa calciare. Se è un mancino o se è un destro. E qui Verdicaro deve capire dove posizionarsi meglio, perché è chiaro che se batte un mancino la palla potrebbe andare potenzialmente da un lato, col destro però cambiano un po' le cose, insomma vedremo se effettivamente si sceglierà il primo o il secondo palo. Nel frattempo o Lombardo o Catalano pronti a battere, una barriera abbastanza fitta. Va Lombardo con il destro e poi vola Verdicaro che mette in calcio d'angolo. Bella la punizione battuta dal numero 11, ma altrettanto bella la parata di Verdicaro che mette subito in calcio d'angolo. Questa è la prima vera occasione da gol e anche la più importante. Ciò che noto tanto è che entrambe le squadre nei calcio d'angolo non salgono tutti i marcatori, ma ne salgono pochi, o meglio non tutti, perché anche qui la Panormus tende a rimanere con ben 4 giocatori, tra l'altro schierati a mo' di rombo, per non subire dei contropiedi. Insomma, c'è molta attenzione sia da un lato che dall'altro ai contropiedi, perché non si vuole concedere nulla. Nel frattempo sarà quindi calcio d'angolo, dicevamo questa volta sul pallone c'è Catalano che col sinistro dipingerà una traiettoria, vediamo, va sul secondo palo, sbuca di testa, palla che però va fuori, era un po' complicato, era anche un po' distante effettivamente. Ci ha provato Renda,
tanto più in alto di tutti, però non è bastato per impattare al massimo. Rilancio lungo a cercare la velocità dei compagni, poi Costa si la fa scavalcare dal pallone Pisano, controlla a seguire, poi può ripartire la TF con Mancuso che cerca anche la conclusione da fuori, viene murato e poi Barone allontana ancora una volta, sempre per la velocità di La Rosa che è tanto veloce, La Rosa, petto dei Civilletti, grande qui il contrasto da parte del capitano. Insomma, lo scontro La Rosa Civilletti credo sia uno scontro che vedremo tanto in questa partita. La Rosa viene cercato invece tantissimo sulla velocità perché giocare molto molto rapido. La chiusura di Villardita, dopo anche l'aiuto comunque di Sarro che sul raddoppio hanno fermato tutto. Nel frattempo è arrivata Città di Trapani, è arrivato, che giocherà la prossima partita. Palla dentro, l'anticipo, Verdicaro, perfetto, e poi conclusione di Lombardo che va fuori, ma questa era un'occasione che dovevano sfruttare meglio sicuramente la Panormus, ma la TF non deve concedere queste occasioni perché su una rimessa laterale la palla rimbalzava, nessuno ha attaccato questa palla, l'ha attaccata invece la Panormus, Verdicaro ha salvato tutto ancora una volta. E poi Verdicaro va al centro da Sistori che apre perfettamente da Pisano, esce bene dalla pressione la TF, palla centrale, bello qui il controllo. E poi appoggio su Villardita, ancora una volta apre su Bronzino che cerca di fare, anzi per Sarro che crossa dentro di prima, allontana di testa, poi mette giù il pallone, nuovamente a cercare la velocità di Villardita che però non ci può arrivare questa volta. Però è una bella idea quella da parte di Sarro che su quel pallone ha lasciato scorrere facendolo passare sotto le gambe, lì anche l'uso, la marcatura, quindi praticamente un dribbling senza toccare il pallone, con una semplice finta di corpo, era anche ben riuscita, poi ha crossato ma la difesa ha allontanato con qualità. Baroni intanto, testa ancora di Sarro, poi la controlla Costa, Sarro ancora, Sistori, allarga il gioco, poi traversone di Pisano sul secondo palo, non c'è nessuno però, lascia scorrere Barone che poi lo riconsegna a Ferrante. 11 minuti di gioco, una bella partita comunque. Renda, controllo complicato, però gli stava anche riuscendo ad Incardona, che si è visto poco al momento in attacco, ha fatto invece una bella chiusura precedentemente. Traversone dentro, Renda ancora di testa, palla che rimane al limite della di rigore, viene subito allontanata con il controllo di Catalano, mancino d'esterno, non ci può arrivare la Rosa, era una bella palla però. Pisano con le mani si avvicina a Sistori, vediamo se lo servirà. Infatti qui non sa chi darla Pisano, riesce ad andare avanti ma regala semplicemente il pallone. Briguia, bello qui il suo break, poi si infila in mezzo a due giocatori in maglia bianca. Briguia vuole la velocità che arriva, infatti da parte di Rivela che può puntare la porta, cerca un traversone con l'esterno, chiusura perfetta invece del solito Civilletti che sta giocando una grandissima partita, non è una novità per questa stagione, anzi sempre molto molto positivo. E quindi calcio d'angolo. Allora, era partita meglio la TF, poi però piano piano sta venendo fuori sempre di più la Panormus. E questa è un po' una chiave della partita perché dicevamo se la TF dovesse vincere questo match andrebbe a più 10 sul quarto posto, insomma andrebbe anche un po' a mettere veramente un'ipoteca grandissima. La Panormus invece non ci sta e oggi sta praticamente giocando una partita come se fosse una finale da dentro fuori, quasi mi verrebbe da dire, ma è giusto così perché vincere significherebbe invece andare a meno 4, quindi riaprire tutti i giochi. Il colpo di testa sull'esempio di un calcio d'angolo non è perfetto e dunque Verdicaro ribatte invece questa rimessa dal fondo subito da Pisano che alza lo sguardo, cerca un pallone lungo, l'anticipo tentato, poi l'ha sporcata un attimo Sarro con Villardita, non si sono
capiti due, poi si riparte con Briguglia che è veloce, vede Rivela, la sporca anche Villardita ancora una volta, poi finta contro finta, si accontenta di messa laterale. Briguglia lascia il pallone a Rivela che guarda la rosa col petto, non è perfetto, poi Sarro e allontana Sistori. Testa anche Troia, lascia lì a Mancuso che può attaccare la porta, lo deve fare, allarga il gioco dalle parti del compagno con Bronzino che nel frattempo si è spostato di fascia, ha cambiato perché prima partiva sulla destra, invece lo stiamo vedendo già sulla sinistra, però più che cambio fascia sembra quasi un cambio modulo, comunque un'impostazione un po' più stretta, perché non sono più tanto esterni, ma sembra quasi un 4-3-3, quindi come prima, con Bronzino che quindi è passato dalla destra alla sinistra, però in realtà sembra anche quasi un 4-3-1-2, quindi con il 10, in questo caso Mancuso, fare da trequartista per le due punte che invece sono appunto Bronzino e Troia. Questo sembra un po' lo schieramento, adesso lo capiremo anche un po' meglio. Sistori si complica tanto la vita ma subisce il fallo, pressione feroce da parte del capitano La Rosa che commette però fallo e dunque calcio di punizione con Sistori che non ha compagni vicini, infatti un po' con le braccia fa cenno a dire muovetevi meglio perché non so a chi darla. Villardita, centrale, Sistori, bella palla in verticale, poi la controlla in mezzo a due. Questa era una bella palla però di Sistori comunque. Mancuso pressalto, Renda, la sporca, la tocca, quel poco che basta, Costa per mettere in difficoltà gli avversari. E infatti poi gettano il pallone lontano, poi sbaglia invece la chiusura alla Padula e Civelletti mette l'ennesima pezza della sua partita. Villardita intanto rimasto giù La Rosa, poi Civelletti va subito a sincerarsi sulle sue condizioni. Tutto ok, una partita comunque molto sportiva, poi Civelletti lascia scorrere direttamente da Verdicaro che senza troppi problemi va da Sistori, poi nuovamente Verdicaro, gioca tanto con i piedi Verdicaro, non ha paura di impostare e questa sicuramente è una qualità che i portieri stanno iniziando sempre di più negli ultimi anni a curare attentamente. Villardita, chiedo scusa, Verdicaro è il portiere, poi Rivela, bella quella sua giocata, anzi Briguglia un po' spinge anche Civelletti che Villardita, Sistori, la Padula, poi è passaggio la Padula e non è nemmeno il suo primo errore in realtà perché anche precedentemente aveva sbagliato la misura di un passaggio, in quel caso però con un colpo di testa mettendo parecchio in difficoltà i compagni perché aveva praticamente regalato una nuova azione alla Panormus che però non ha sfruttato. Però deve essere un po' più preciso la Padula qui. Palla lunga, è tutto regolare, Catalano, destro sinistro, sicuramente sceglie il mancino, infatti va così, ma chiude la strada perfettamente Pisano che poi subisce anche il fallo. Catalano un po' stizzito, calcia verso la porta, però il gioco era fermo, non l'ha sentito, dice. Minuto 17 di gioco, una gran bella partita al momento tra TF e Panormus. Sistori, Civilletti, a centrale Sarro, Villardita, si attacca tanto su questa fascia, bella qui la giocata per uscire dalla pressione e poi Villardita attacca la porta, va a centrale da Costa che controlla, potrebbe anche calciare verso la porta, direttamente però tra le braccia di Ferrante che non ne va nemmeno in tuffo, si sposta e la prende, è un tiro molto debole quello di Costa. Civilletti, sempre in anticipo, regala però il pallone a Rivela che alza nuovamente dai parti del compagno, la Padula questa volta è perfetto, Sistori a liberare il compagno Pisano, Costa di prima, molto bene qui la TF, poi sempre ad un tocco l'apertura, tentata ma sbagliata, poi Costa la stoppa e cambia nuovamente gioco perché sa che Villardita è sempre la soluzione ottima. Sistori
va centrale, la controlla Troia, poi con contrasto non riesce ad avere il pallone. Poi Civilletti, la rosa, cerca di spingere un po' con il fisico. Civilletti però si mette davanti e non lo si sposta mai. Villardita, Sistori, palla che passa, gioca molto bene la TF con questo palla a liberare Costa che attacca la porta, allarga il gioco da Bronzino che la controlla e sul destro poi cerca l'imbucata su Mancuso. Era un'idea corretta, però forse non se l'aspettava quel numero 10, però il gioco è fermo per posizione credo di fuorigioco. Si è capito molto bene perché pensare che ci sia stato un fallo è un po' difficile. Pertanto la soluzione del fuorigioco sembra quella un po' più plausibile. La Rosas salta di testa, ma Civilletti è ancora in anticipo. Verdicaro la controlla senza troppi problemi. E poi il rilancio lungo. La sporca in Cardona, soprattutto un regalo per Bronzino che poi ci fa vedere un gran bel dribbling. Scambia con Sarro, Sistori. Non si allarga il gioco, lo fa adesso con un rilancio, poi la tocca, rivela e Barone invece allontana come può. La Rosa mette giù ancora questa palla, la controlla, poi il tocco verticale, poi trattenuta sulla Padula, abbastanza evidente, e dunque calcio di punizione. Villardita, palla immediata da parte di Sarro che ha provato subito a verticalizzare con soltanto una deviazione, però è fermo. Tutto ok, si può giocare. Villardita, Sarro, Villardita di prima, libera ancora Sarro che cerca un traversone in mezzo, questa volta è fuori gioco. Sì, abbiamo visto, sembrava effettivamente anche da qui. Però TF ha questo modo di giocare sempre di prima che è veramente tanto tanto importante. Si deve iniziare sia da più piccolini ma anche e soprattutto in queste categorie, perché poi dopo l'Under 17 c'è l'Under 19, dopo l'Under 19 lo sapete tutti c'è la prima squadra, quindi bisogna sicuramente iniziare a fare sul serio e la TF sembra volerlo veramente fare, perché il modo di giocare di prima di questi ragazzi è veramente tanto tanto positivo, però anche la Panormus dobbiamo dire. Renda, Cardullo, tacco di Incardona, ma la palla credo fosse già fuori sul passaggio del vice capitano Cardullo, Giuseppe Cardullo. Si sta attaccando tanto sulla fascia destra della TF, quindi con Villardita e prima con Bronzino, adesso un po' di più con Sarro. Costa allontana in Cardona, cerca l'ennesimo lancio sulla rosa con Civilletti, questa volta sembrava aver preso il tempo, ma ancora una volta il difensore è straordinario. E poi batti 5 con l'altro capitano, insomma si stanno dando veramente battaglia. La rosa è un giocatore molto molto forte, però Civilletti lo sta tenendo perfettamente. Sistori, c'è il problema da Verdicaro, alza lo sguardo e vede Costa. Questa volta non va di prima, ma fece stoppare e poi scaricare su Pisano. Mancuso, di prima fa lui invece a liberare il compagno su Bronzino. Ancora Mancuso che rientra, va giù, non c'è nulla, si continua, era molto vicino al direttore di gara. La Rosa di prima, gran bella palla, però troppo sulla Padula che poi torna dietro da Verdicaro, chiudendo la strada. Però l'idea di La Rosa era quella corretta, sembrava un po' quella di Poyampalo per citare il Palermo, che di prima molto spesso dà questi palloni per gli inserimenti, in quel caso di Pierozzi, ma anche di Leduaron. Questa cosa invece ha fatto La Rosa per liberare Lombardo, era un'idea sicuramente corretta, poi è venuta a crearsi un po' troppo centralmente, intanto va giù e calcio di punizione. Si era immediatamente rialzato tuttavia Mancuso, però il fallo era netto, uno sgambetto da parte del giocatore avversario, da Cardullo, se non anzi no, da parte di Incardona, che adesso infatti si sta un po' lamentando, e calcio di punizione con la TF che si fa vedere lì davanti.
Vediamo chi batte. Sicuramente vediamo sia Villardita che Civilletti rimanere dietro, quindi non vanno a saltare, invece va in alto l'altro centrale che è la Padula. So anche Pisano che sto quasi in panchina, però va in mezzo anche Sarro e va Sistori che batte dentro e Mancuso e non riesce a trovare la porta, ma veramente per questioni, almeno da qui sembravano centimetri, perché sembrava aver impattato bene il pallone, ma poi sulla linea praticamente Ferrante salva tutto. E quindi se l'azione più pericolosa era stata quella della Panormus con il calcio di punizione battuta da Lombardo, adesso invece abbiamo avuto un altro calcio di punizione pericoloso, questa volta per la TF, dove Sistoli non ha provato la conclusione diretta ma ha cercato un traversone e lì Mancuso ha veramente sfiorato il gol. Civilletti di testa, Sarro, Villardita si appoggia, Sistoli ancora, sta giocando una gran partita, numero 4. Si continua, poi il controllo vuole rientrare su Pisano, poi palla allontanata. Sarà quindi rimessa laterale per la TF con la battuta di Villardita che però doveva un attimino rientrare prima perché rischiava un po' anche il fuorigioco. Andiamo a vedere chiaramente il posizionamento di tutti i giocatori della Panormus, però sembrava forse un pizzico avanti. Villardita cerca Mancuso che si sta cercando di accendere, poi Sistoli, gran palla dentro e non arriva dall'altra parte, quasi uno schema da quinto a quinto, sembrava così la giocata con Bronzino che è andato dentro a saltare, però Sistoli mette ancora una volta una grande palla dentro. Giocatore con grandi qualità Sistoli, lo fa vedere ancora una volta perché indossa quella maglia numero 4 che è quella del vertice basso, del play a centrocampo. Sistori, ancora una volta, sempre di prima, si appoggia da Costa, poi Pisano, Mancuso, in anticipato va giù, c'è fallo da parte di Mancuso. Diciamo, però Mancuso si sta accendendo però, perché è partito forse un po' maluccio, poi però, piano piano, sta facendo vedere tutta la sua qualità e adesso sta giocando molto molto bene, sfiorando prima il gol. Adesso comunque è andato a essere pericoloso nuovamente in zona d'attacco. Catalano salta, però va più in alto la Padula, poi Sistori allontana poi Pisano, pallone in alto, ancora una volta si abbracciano i due con Renda che non ha la meglio, anzi con Caminita, chiedo scusa, poi viene allagato il gioco con Villardita, ancora una volta può scattare, sprinta sulla fascia, cerca un controversone, direttamente però sulle braccia, tra le braccia anzi, di Ferranti che ringrazia. Villardita è sempre un problema su quella fascia, quando sale e fa un gran lavoro. Prima scambiava tanto con Bronzino, adesso Bronzino si è spostato sull'altra fascia, però è rimasto comunque lui. E adesso sono i due pericoli, entrambe le fasce. Costa si gira benissimo intanto. Sentiamo anche la voce del mister della Panormus. Però non abbiamo capito all'indirizzo di chi. Palla che rimbalza, allontana, rivela, cerca sempre la velocità di La Rosa. La Padula questa volta è in anticipo, c'era anche Catalano che voleva prendere questo pallone. Civilletti, La Rosa a sporcare questo passaggio, poi si gira benissimo, poi tacco, allontana invece con qualità Civilletti, con anche il tecnico della Panombos che si arrabbia un po' perché voleva che ci fosse una pressione un po' più feroce, intanto feroce sicuramente il contrasto da parte di Bronzino che viene ammonito verbalmente perché si chiedeva invece un giallo per lui, ma così non è stato. Barone può avanzare,
poi si appoggia, la Rosa non cerca la sponda di prima, ma questa volta vuole girarsi lui con Civilletti in questo scontro che stiamo vedendo più e più volte. Infatti Civilletti dà tanto fastidio, lo sta facendo girare come avrebbe voluto, come vorrebbe sicuramente il numero 9, però l'avversario è veramente di livello oggi. Quando siamo quasi al minuto 30 di gioco, siamo quindi quasi al un terzo della partita. Rivela, palla che scorre, poi c'è un tocco con il braccio, infatti c'è una abbastanza palese da parte del direttore di gara. Non è d'accordo però Catalano, che ha un po' fatto uno sguardo e dire guarda, non l'ho presa lì io col braccio. Pisano dopo il tocco di Lapadula, poi palla centrale sbagliata, però poi viene subito riconquistata da Troia. Villardita, Troia, Villardita ancora, larga benissimo da Costa che deve attaccare la porta, scarica il pallone, poi nuovamente sulla verticale, Bronzino non ci arriva. La TF allora gioca molto bene, ha sicuramente una grande idea di gioco, però credo che secondo me dovrebbe anche cercare di, a volte è arrivato negli ultimi 18-19 metri, provare anche la conclusione, perché a volte si complica tanto volendo fare la bella giocata con un giropalla insistito giustissimo, però forse alle volte il tiro da fuori potrebbe anche essere una soluzione. Vedremo se effettivamente potrebbe essere uno dei temi di questa partita. Intanto Sistori mette sempre tutti d'accordo con la sua qualità, poi cambia dal lato di Pisano, poi Bronzino, cerca l'1-2 con Costa, chiude però tutto in Cardona, che sta lavorando molto bene su quella fascia, soprattutto in fase difensiva, perché in fase attacco non si sta vedendo tanto. Villardita, Sistori alza lo sguardo, lancio dentro, sporca di testa Briguglia, poi arriva Caminita, la Padula va giù, fallo ed è anche giallo per Lombardo. Si è sentito fin da qui il rumore dei tacchetti, tutto ok fortunatamente per Ilse che si è subito rialzato. È stato sicuramente un contrasto abbastanza duro, però voleva chiaramente essere sul pallone. La Padula invece ha preso un po' più di velocità e lì è stato un po' difficile ritirare la gamba e di conseguenza calcio di punizione dove andrà il solito Sistori, che precedentemente ha cercato un traversone e ci immaginiamo possa fare la stessa giocata, perché da lì provare il tiro è un po' complicato. Va corto da Civilletti, Suola, poi Mancino dentro, sbaglia questa volta il capitano, poi Caminita di testa, Civilletti ancora, rimbalzo e poi rimessa laterale per la Panormus, che va subito a cercare la Rosa. Questa volta sembra essere in vantaggio rispetto a Civilletti, rientra, casca giù la Rosa ancora sul destro, può calciare, lo fa adesso la Rosa e si inventa un gol sensazionale. L'avevamo detto, si cerca tanto la sua velocità sulla profondità, questa volta supera Civilletti e poi scarica forte sul palo lontano ed è 1-0. È un grande gol quello di La Rosa, che se l'è creato tutto solo. Dopo la rimessa battuta rapidamente sulla velocità, La Rosa ha preso il tempo. Per la prima volta Civilletti ha avuto la peggio nel duello con l'attaccante e La Rosa non ha perdonato, perché Civilletti in questi primi 30 minuti lo ha fermato praticamente sempre. Solo una volta non ci è riuscito, è arrivato il gol. Insomma, un po' di sfortuna però per il capitano della TF, che sta facendo comunque una prestazione spettacolare e mi permetto di dire forse anche potrebbe essere attualmente il migliore in campo insieme proprio alla Rosa, che al momento sta decidendo questo match. E quindi palla a centrocampo e si ricomincia con il risultato di 0-1, La Rosa in gol. E che gol, mi viene da dire, è stata veramente una gran bella azione. Costa intercetta, non ne riesce poi a continuare. Adesso è un momento negativo per la TF con lo stacco e poi il recupero perfetto da parte di Lapadula, ottimo nel suo lavoro difensivo. Sarà però calcio d'angolo, dunque continua questo momento un po' di difficoltà da parte della TF. Continua invece a attaccare la Panormus, che dopo il gol non vuole fermarsi, vuole probabilmente cercarne un altro, ma la partita è veramente molto lunga, siamo soltanto al minuto 33 di gioco.
Quindi calcio d'angolo sul mancino di Catalano. Però ancora una volta non salgono tutti i giocatori. Vediamo infatti come sempre la Panormus è schierata a rombo dietro. Calcio d'angolo perfetto Verdicaro, che anche un po' messo in difficoltà in realtà, ha una gamba un po' altina, bisogna dire, da parte del giocatore della Panormus, in particolar modo di Barone. Ha comunque rimesso nuovamente in calcio d'angolo. E dunque nuova possibilità per Catalano, sempre con il sinistro. Alza il braccio così a chiamare uno schema. Catalano va sul primo palo. Sistori perfetto qui a mettere la testa. Poi salta e c'è una piccola spinta di Costa. Non piccola per il direttore di gara, che dunque fischia un calcio di punizione. Continua la Panormus a rimanere lì in avanti. La TF si deve però riprendere. Deve sicuramente cercare di alzare un po' il baricentro. E chissà che non lo possa fare già nei prossimi minuti. Mi serve tutto il documento. Che è questo? Anche del fotografo l'ha voluto. Ok. Ora ti porto le distinte delle altre squadre. Sarà quindi calcio di punizione per la Panormus. Sta sistemando il pallone attentamente Catalano. C'è qualche lamentela, credo, sulla barriera. Va Catalano. Calcia male. E poi parla col tecnico a dire: mister, però non abbiamo capito, siamo molto lontani, purtroppo non riusciamo a captare il virgolettato. La Padula, Civilletti. Villardita, Sistori, sbaglia il pallone, forse il primo errore da parte del numero 4, Caminita, anticipo di La Padula, molto fisico, poi Mancuso non riesce nel controllo, ci arriva Costa adesso a liberare con lo scatto di Bronzino e poi svirgola un poco, ma va bene così, a Cardullo che comunque fa arrivare il pallone ai compagni. In Cardona, La Padula, Costa, Lombardo, in Cardona, cerca un tocco, l'anticipo di Pisano per la velocità parte del compagno che va subito a duello e recupera anche un bel pallone la Rosa qui. Si vede anche gli apposi da parte dei compagni in panchina. Villardita, palla che non scorre, rientra sempre molto bene, poi tocco centrale a liberare ottimamente il compagno Sarro, poi la Rosa non controlla e Villardita mette l'ennesima pezza alla sua partita. Doppio passo tentato, va sul fondo e sul destro, può crossare. È un osso durissimo, però rivela che un po' come in Cardona da quella parte non stanno salendo tanto per aiutare i compagni in fase offensiva, stanno invece aiutando in fase difensiva e lo stanno facendo però molto bene, perché sembra quasi un 3-5-2, sembra, o forse un 3-4-3 in realtà. Stiamo cercando di capire bene l'impostazione, perché sia Rivela sulla fascia sinistra che in Cardona sulla fascia destra aiutano tanto, quindi facendo praticamente i quinti, e poi lì davanti in realtà Catalano è più un 3-5-2 che però si alza, andando a fare quasi uno schema con 3 punte. Intanto il tacco da parte di Pisano, che era sicuramente un'idea corretta, però non l'ha fatta bene. Poi Civilletti, Costa, Civilletti in mezzo a 3, se ne va in grande spolvero, poi fallo, no, si continua. Villardita, palla imbucata al centro, sbagliata, poi scivolata, perfetto, qui a cercare la Rosa, forse posizione di fuorigioco, si continua, ma tutto regolare. La Rosa cerca un traversone verso probabilmente il compagno, era una palla abbastanza brutta per la Rosa, che credo qui sul 2 contro 1 dovesse puntare maggiormente la porta e poi scaricare nel momento giusto e non provare questo traversone così. Forse però mi viene da dire un po' di stanchezza, perché siamo anche al minuto 38. La Rosa non si è fermato veramente mai, quindi forse anche un piccolo errore dovuto alla stanchezza. Tempo gioco fermo, poi siamo al minuto 38. Piccolo momento di pausa, forse il primo in realtà da quando è iniziato il match.
frattempo nel silenzio si è sentito anche un coro di un piccolo tifoso della TF che urlava forza TF, insomma. Questo è un po' quello che abbiamo sentito. I sostenitori qui al velodromo non mancano mai, però diciamo che effettivamente venire qui al velodromo a guardare una partita è sempre un qualcosa di spettacolare, perché il campo è meraviglioso, la struttura è perfetta, sembra veramente di giocare un grande calcio. Anche il calcio giovanile sembra praticamente un calcio quasi da Serie A, perché con uno stadio così, non voglio dire da Serie A, però insomma uno stadio che è veramente molto molto bello, che accoglie chiaramente le partite in casa dell'Athletic Club Palermo, che oggi è di scena a Torre Annunziata contro il Savoia, una sfida importantissima per continuare a sognare quella che è una grandissima stagione da parte della società siciliana, che lo scorso anno ha vinto con grandissimo merito il campionato di eccellenza e che quest'anno sta continuando a fare bene anche in Serie D, nonostante il salto di categoria. E qui si sono arrivati Paolo Grillo, ordine temporale, è l'ultimo però non è l'unico acquisto che hanno fatto di livello. Intanto si continua con la Rosa che vuole tenere questo pallone lontano, poi cerca un traversone, viene murato, Pisano allontana, Costa lo insegue, però ci arriva prima Troia che libera qui, forse con il tacco addirittura verso Costa, che cerca uno scatto sul compagno, anzi era Mancuso a liberare il pallone su Costa, che poi invece ha cercato la profondità con Troia, però non è arrivato sul pallone il numero 9, poi si incespicano un po' tra di loro e regalano la rimessa laterale. Qui la TF quando siamo al minuto 40 di gioco, con le mani va Cardullo, alzata a campanile, però c'è un intervento irregolare. Sistoli smette subito la palla a terra, vuole battere immediatamente Civilletti, vuole la velocità dei compagni, poi rivela Vilardito, perfetto in fase difensiva, rivela ancora Lotta, Vilardito va al duello, spalla contro spalla, vince al momento, rivela, e poi il tecnico che dice, questa volta abbiamo sentito, non scoprire la palla, dice mettiti tu davanti al pallone, mettiti tu col piede lì, perché lì se poi ti arriva il colpo, in caso è calcio di punizione ed è fallo, ma almeno non perdi la palla. Questo è un po' quello che ha detto mister Muzio al proprio giocatore a Rivela in particolare, che è andato a duello con Villardito in uno scontro veramente molto molto entusiasmante tra i due, con Villardito che sicuramente è uno dei migliori in campo insieme a Civilletti dei suoi. Va giù, non c'è nulla, si continua, poi l'anticipo con Rivela, la tocca Mancuso, poi Troia prende velocità e salta nettamente l'avversario, può attaccare la porta, Mancuso ha cercato il tiro, però qui doveva fare tanto di più. Mancuso doveva sicuramente inseguire ancora la porta, doveva cercarla di più, doveva avvicinarsi tanto, perché praticamente ci ha battuto questo tiro malamente, quando invece aveva veramente tanto spazio. Quando siamo al minuto 41 di gioco, sempre 0-1 il risultato. Sistori la svirgola un po', la Padula in vantaggio su Catalano, che però continua a essere molto tecnico e la gamba è troppo alta da parte di la Padula, che viene anche ammonito, non è d'accordo col diretto di gara, però da qui effettivamente sembrava essere arrivato un po' con una gamba un po' altina e poi è andato in contatto con Catalano, che ha spostato il pallone all'ultimo e di conseguenza si è preso questo calcio di punizione, anche se è preso un bel calcio, possiamo dire, perché effettivamente è un intervento chiaramente fortuito, però il tocco c'è comunque stato. Il calcio di punizione. Sempre Catalano a battere il calcio di punizione, lui il battitore ufficiale della Panormos va con il mancino sul primo palo e poi la palla va in porta con la deviazione di Renda, che sembrava aver colpito il pallone non ottimamente, ma così non è stato, perché ha messo tanto in difficoltà Verdicaro. E adesso il risultato è di 0-2.
anche dalla panchina a cercare di tranquillizzare Verdicaro per questo gol preso. Nel frattempo ci sono 4 giocatori in panchina che si stanno riscaldando per l'ATS. Chissà che non possano esserci dei cambi direttamente dal minuto 46, quindi praticamente subito. Testa di Costa, poi Briguia, cerca di lottare Catalano, autore dell'assist, perché precedentemente ha realizzato il 2-0 della Panormus sul tocco di Renda, dicevamo non pulitissimo, forse ad andare in questo tap-in, però è stato efficace. Salta di testa la Padula, poi Lombardo punta la difesa, Lombardo ancora una volta in mezzo a 2, va giù, non c'è nulla, si continua. Sarro per Costa, la controlla, deve portarla avanti, cerca invece una verticale verso Bronzino, palla che però va fuori. E qui la TF però deve giocarla meglio questa palla, perché ha tante volte questi spazi centrali ma cerca sempre di verticalizzare subito, invece credo che debba avanzare maggiormente col pallone, perché giocatori come Costa e Sarro hanno quelle qualità per farlo e non subito verticalizzare. Poi va giù, quando siamo avuto 45, vediamo quanto manca, perché siamo già oltre qualche secondo. Andrà Sistori sicuramente lungo. Ha sistemato il pallone, credo ci sia l'ultima azione, quindi immaginiamo fino al minuto 46. Fischio da parte dietro di gara, rilancio lungo. Poi allontana senza badare allo stile la Rosa, anzi Lombardo, e poi fuori gioco. Credo manchino 20 secondi alla fine del primo tempo, non ci siamo accorti dell'entità del recupero e poi va bene così. Dunque con 10 secondi di anticipo finisce il primo tempo, risultato di 0-2 in favore di un'ottima Panormus contro la TF. Come sempre vi ricordiamo, rimanete qui, perché solo qui il secondo tempo in esclusiva della sfida. A dopo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari, con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita, perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù, dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo, che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo, perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale, perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore.
al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara del Lilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spintola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa, passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Mocero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias e l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha diciamo anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre diciamo quello che è il 100%, lo hanno fatto, l'hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista alle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro ci sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati brevi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile, perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato, perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene.
Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppo come stiamo facendo, che stiamo creando una bella famiglia. L'importante è portare tantissima gente al campo dentro e fuori casa perché il nostro obiettivo quest'anno è quello di creare tanto entusiasmo e cercare di stare là sopra il più possibile. Mister Cammarata ai nostri microfoni dopo una sconfitta pesante contro il Bagheria. Mister, cosa può trovare di buono dopo una sconfitta del genere? È difficile trovare qualcosa di buono, però anche con due uomini in meno i ragazzi hanno provato a non mollare, però sicuramente è bella partita dopo l'espulsione andiamo totalmente in faccia. A questo punto le chiedo se secondo lei c'era il doppio giallo perché secondo me è un po' eccessivo. Secondo me pure ero da lontano, non sembrava neanche rigore, a dire la verità. Ci poteva stare, non ci poteva stare. Se l'arbitro diceva così ormai non possiamo farci niente. Sicuramente secondo me è da sottolineare la prova fino all'ultimo secondo di Arken che ha lottato con tutta la difesa del Bagheria da solo. Come tutti i ragazzi hanno lottato, eravamo due in meno, la partita ormai era finita. Peccato perché siamo partiti i primi 15 minuti anche molto bene, avevamo in mano la partita, poi dopo aver preso quel gol in ripartenza abbiamo fatto un po' fatica con questo calcio, adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e rimetterci a lavorare. Allora, sono estremamente contento della prestazione che hanno avuto i ragazzi. Questa è quella classica partita in cui il risultato deve passare in secondo piano, perché quando io vedo i ragazzi che dal primo all'ultimo entrano, giocano così con grinta, da gruppo, tra virgolette si vedono anche i risultati, perché mettere in difficoltà una prima della classe e subire soltanto quando attaccano col portiere di movimento, c'è da fare soltanto i complimenti ai ragazzi, secondo me. Vedo la squadra che già da più di 2 settimane è come se avesse cambiato testa, è come se non ci stiamo a essere in quella posizione. Sono fiducioso. Se li faccio entrare in campo non gli regalo niente. Farei un grossissimo errore a regalargli minutaggio. Loro se lo meritano e mi piace perché chiunque entra, 3 minuti, 4 minuti, quelli che sono, dà il massimo. Questo secondo me sono i presupposti giusti per prendersi delle giuste soddisfazioni. Io quando parlo con i ragazzi di queste partite gli dico: per noi questa è un'altra finale. Sono molto fiducioso, lo ripeto, perché vedo per ora la squadra abbastanza in palla, sono compatti, ci divertiamo agli allenamenti, sta avvenendo pure un pochettino di gioco il sabato, quindi ci sono secondo me tutti i presupposti. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita, perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo, perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare
trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della... Siamo tornati intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra TF e Panormus. Una sfida che al momento, come vedete anche il risultato, è di 0-2, però ci sono tanti cambi subito per la squadra di casa, l'avevamo detto, si stavano riscaldando diversi giocatori e credo che infatti possano arrivare quanto prima, perché dovrebbe entrare Kanye con la 13. Adesso cerchiamo anche di capire gli altri. Sì, con la 13 c'è Kanye, con la 18 abbiamo Caltanissetta, con la 15 invece Casella, con la 20 invece Biondo. È uscito sicuramente Costa, è uscito la Padula, è uscito anche Sarro, credo. Anzi no, Sarro è in campo. Adesso sono tanti i cambi, adesso cerchiamo di capire quali sono stati in maniera corretta. Sicuramente vediamo in campo sempre Troia con la 9 e accanto a lui c'è Biondo. Largo sulla sinistra, invece vediamo con la maglia, anzi no, chiedo scusa, non sono chiaramente della Panormus, non sono chiaramente quelli della TF perché è entrato con la 20 Manzella, è entrato con la 13 Fava, è entrato con la 15 Cangemi. Adesso un attimino vi diamo conferma perché vediamo sicuramente Troia e Mancuso insieme a Manzella in attacco. Sulla sinistra dovrebbe essere uscito Federico Pisano, dovrebbe essere entrato Cangemi, perché Cangemi sta giocando sulla sinistra. Sì. E poi Fava forse per Costa, adesso vi diamo conferma. Comunque nel frattempo è iniziato anche il secondo tempo della sfida con il rilancio immediato da parte di Ferrante per cercare la torre lì davanti. Sarro, Sistori, pressione alta da parte di Lombardo, si gira molto bene, serve il compagno. Cangemi cerca il tocco subito, Manzella non ne riesce dopo il passaggio su Pisano, quindi non ha lasciato il campo. Pisano sta giocando semplicemente, sembra un cambio modulo, sembra adesso deve essere più un 3-4-3 adesso, con Cangemi largo a sinistra e Fava largo a destra. Pisano invece si è schierato, no, con Fava che è centrale, sì, insieme a capitano Civilletti. Quindi dovrebbe essere Civilletti, Fava e Pisano i tre dietro. Qui ottimo subito il contrasto di Fava. Dicevamo a sinistra Cangemi, in mezzo al campo c'è Sistori e c'è anche Sarro. Adesso vediamo contezza sull'esterno destro, perché potrebbe esserci stato un altro cambio. Anzi no, perché in realtà è sempre Villardita a destra. Poi va giù ed è calcio di punizione. Qui fallo da parte di Fava che ha un po' avuto la peggio nel duello fisico, perché c'è un cambio anche per la Panormus con Siragusa che è entrato e subito si è preso questo calcio di punizione. Dunque anche un cambio per la Panormus. E lo stesso Siragusa va a battere. Vediamo se cerca un test sul secondo o sul primo. Sceglie il secondo palo e poi il palo che per poco non permette alla Panormus di fare il terzo gol. Veramente c'è andata vicinissima più che mai. Adesso la TF ha veramente rischiato praticamente di avere la partita chiusa, ma rimane sempre viva. Cangemi
Sistori, bel lavoro qui, a te lontano l'avversario. Pisano per Fava, Civilletti, palla lunga perfetta per la velocità da parte del compagno che va dentro, cerca un palla a rimorchio, Manzella la controlla, Manzella, e poi la parata perfetta di Ferrante, ma la TF è viva più che mai con Antonino Manzella che ha fatto un movimento incredibile da attaccante vero, è stato a prendere questa palla e poi ha scaricato una bomba. È stato veramente bravissimo Ferrante. E quindi al minuto 48 sono passati solamente 3 minuti, ma già abbiamo avuto un palo che avrebbe potuto chiudere la partita per Panormus e successivamente una gran bella occasione per Manzella che avrebbe potuto invece riaprire la partita più che mai. Ma niente da fare. Siracusa, c'è fallo però. E palla allontanata, arriva anche il giallo. Subito, Dittegana non ha voluto perdonare il neoentrato e subito ha preferito ammonire, anche giusto così, insomma si comincia già da questa età a comunque fare capire che sono gesti da non fare, quelli di allontanare il pallone. Magari forse un po' nelle prime squadre vengono un po' perdonati dagli arbitri, però le giovanili secondo me non devono essere perdonati perché bisogna anche un po' educare a non fare questi gesti. Intanto palla dentro, Ferrante blocca subito, si allarga intanto Barone, quasi la palla va su di lui. Ferrante va a lungo per Siracusa che è molto alto e qui subisce anche il fallo. Bello lavoro da parte del numero 17 che da quando è entrato ha fatto veramente un sacco di cose. Si è preso anche un giallo nel frattempo, ma ha preso un calcio di punizione, anzi ne ha presi 2. Prima con il palo colpito sugli sviluppi proprio di quel calcio piazzato, poi invece qui prende un'altra punizione importante perché permette solo di risalire, di perdere anche un po' qualche minuto no, però qualche secondo sicuramente sì. Sarà calcio di punizione. Il portiere Ferrante si lamenta tanto per la barriera, dice che è troppo vicina. Rivela, cerca un tocco dentro, viene allontanata la palla, poi la controlla Briguglia. Fa destro-sinistro, poi sceglie il mancino, andando da Renda, autore del gol del 2-0. Tacco di Renda a liberare il compagno, e poi Siracusa è... no, stavo per dire, è sfortunato perché l'ultimo a toccare, invece no, perché il direttore gara dice è rimessa Panormus. Di conseguenza si continua ad attaccare ancora una volta. Sta facendo una gran partita la Panormus oggi in questa domenica post Santa Lucia. Tutta lunga, di testa Civilletti, poi allontana Villardita come può. Cerca Mancuso di prendere il pallone, lotta in mezzo a 2, poi mette una pezza Sarro. Civilletti sbaglia il tocco questa volta, Siracusa gliela ruba, cerca un compagno al centro ma sbaglia tutto e poi Sistori mette una pezza, adesso allarga il gioco dalle parti di Pisano, c'è largo anche Cangemi che riceve adesso il pallone, può puntare, deve puntare, il 15 è fresco e fa anche un bellissimo dribbling qui Cangemi, mancino dentro, Siracusa recupera il pallone e poi si concede anche lui un piccolo dribbling in mezzo a 2, va giù ed è il terzo calcio di punizione che si prende Siracusa, è entrato anche per questo Siracusa. Poi c'è qualche protesta. Con Manzella che si lamenta tanto, dice la palla è dietro. Rilancio di Cardullo, bucano tutti. Per ora molto poco cercato invece la Rosa, che nel primo tempo era praticamente la soluzione immediata. Adesso invece un po' meno. La Rosa prende adesso il pallone per fuori gioco. Nel frattempo Siracusa è entrato al posto di Catalano, che non vediamo più.
Sarro, Villardita, Fava, Pisano, Cangemi, con dribbling Siracusa, poi prende il tempo benissimo qui con una gran bella giocata in Cardona, va sulla fascia destra, poi scivolata di Fava, perfetto, per non concedergli questo spazio. E poi il guardalinee ha detto che deve effettivamente stare sulla linea del centrocampo o comunque giù di lì. Cardullo, ma con questa rimessa lunga a cercare le torri in mezzo, Lombardo stacca, però forse con un intervento irregolare perché Sistori va giù. L'appoggio dietro Sistori a liberare qui lo scatto di Pisano che cerca un traversone verso l'area di rigore, la palla rimbalza effettivamente nell'era piccola, però nessuno ne approfitta. Si deve cercare secondo me un po' di più Manzella, che abbiamo visto essere in partita recentemente, ha preso quel pallone, ha fatto un movimento da grande attaccante secondo me, mettendo tanto in difficoltà Ferrante. Siracusa per la rosa, l'anticipo però a chiudere di Pisano. Sistori sempre molto molto bravo qui, palla al piede, Villardita, finta e controfinta, va giù, anzi no, perché Villardita è uscito in realtà e qui non ci eravamo accorti di questo cambio, perché dovrebbe essere entrato Gilia, se non abbiamo visto male. Purtroppo siamo abbastanza lontani, però sembra essere il numero 16, purtroppo non avendo tabellone con la lavagnetta luminosa o uno speaker, purtroppo dobbiamo guardare e a volte è un po' complicato perché è sulla fascia praticamente opposta a quella che sono le nostre telecamere, quindi è un po' difficile da vedere. Cangemi cerca un'imbucata immediata, palla che si impenna, lottano in due, poi in tre, Sarro arriva, Renda e poi ruba il pallone invece con quest'ottimo break, rivela, finta, va a sbattere contro un muro, che Civilletti neanche fallo però. Qualche dubbio forse. Del calcio di punizione. C'è un giallo. Vediamo perché c'è un altro cambio per la TF, perché dovrebbe fare il suo ingresso Mattia Schiazzano con la 14. Vediamo al posto di chi. Battuta lunga per il colpo di questa palla che rimane lì. La Rosa scarica da Incardona che cerca una conclusione che stava quasi diventando in realtà un assist, perché era una palla velenosa messa praticamente al centro. Verdicaro batte rapidamente da Pisano, l'anticipo su Manzella da parte di un ottimo Cardullo che diciamo non ha attaccato tanto nella fase del primo tempo, ha pensato maggiormente alla fase difensiva e sta facendo molto bene. Sbaglia Civilletti, poi in mezzo a due rivela e poi Civilletti fa un grandissimo contrasto in piedi. Si riparte adesso con Sarro che lascia scorrere questo pallone da Sistori, sa che la palla da lui è una palla in cassaforte. Manzella si gira, vuole prendere posizione all'attaccante, si appoggia, poi il dribbling dopo la scivolata in mezzo a due, gran giocata, ancora in mezzo a 3, 4, 5, passa la palla ma non passa invece Mancuso che un po' si arrabbia, ha cercato di fare il massimo, era un po' complicato.
Ferrante va a lungo, cerca un po' il controllo, perché invece è entrato Camilleri con la 18. Abbiamo visto meglio il numero adesso. Dovrebbe essere Camilleri, quindi non Gilia. Quindi Villardita comunque è uscito. Nel frattempo è arrivato il Città di Trapani, che andrà in scena successivamente sempre qui su questo campo e sempre qui su Sportisili, sempre contro la TF, ma contro l'Under 16, campionato allievi regionali. Palla dentro di testa Siracusa, palla che però termina fuori. Ci ha provato con questo colpo, questa un po' in torsione in realtà, però sembrava essere partito infatti in posizione irregolare, e così è per il direttore di gara. Si continua quindi. Anticipo netto da parte di Barone, molto molto bravo qui ad anticipare il diretto avversario, e di conseguenza sarà ancora rimessa laterale per l'ATF, che sembrava essersi ripresa in questa seconda frazione, ma al momento così non è. Tocco centrale, l'anticipo ancora una volta molto feroce, poi lascia scorrere Sistori dalle parti di Pisano, adesso si appoggia, Cangemi deve puntare maggiormente il 15 perché è fresco, è anche una bella tecnica, deve cercare di... tanto brutto fallo qui da parte di Caminita che dice di no, Manzella sembra invece aver preso un intervento irregolare, ed effettivamente così è. Di conseguenza calcio di punizione per la TF, con Sistori che potrebbe anche cercare la porta, perché no? Vediamo se effettivamente, lo dicevamo anche precedentemente, nel primo tempo era tanto distante, lì non potevi mai calciare, però da questa parte non sono tanti metri, sono circa 26-27 metri, anzi forse 25, più 25 metri. Da lì uno come Sistori potrebbe calciare, però almeno seguendo un po' la prossemica del corpo sembra essere posizionato per un traversone. Però sapete che molto spesso inganna anche come si mette il corpo. Vediamo. E infatti è un lancio, un cross, Sistori, colpo di testa e poi arriva Ferrante a bloccare. Era messo un po' avanti, preso un po' controtempo, poi invece è tornato sui suoi passi, ha bloccato il pallone, adesso rilancia immediatamente a cercare Siracusa, che è sempre perfetto nel gioco aereo. Non ne controlla, poi rivela perché la palla termina direttamente in out e dunque rimessa laterale, ma c'è un cambio con l'inserimento di Gilia, ma non è l'unico perché dovrebbe entrare effettivamente anche Schiazzano, che dicevamo precedentemente, e dunque due cambi. TF è cambiata praticamente tutta dal primo tempo. È uscito Mancuso e poi deve uscire anche Sarro, credo. Vediamo. No, perché ancora non entra in realtà Schiazzano, quindi bisogna aspettare un po' ancora. Non è momento per questo cambio, viene frizzato, come si suol dire. Fava per Pisano, tocco da Sistori, bel dribbling su Siracusa, sguscia via molto bene, poi cambia gioco un po' male però Sistori, forse anche qui ha fatto pochi errori Sistori, ha fatto una gran partita, però qui deve fare anche la soluzione un po' più semplice, quindi anche quel tocco rasoterra che ti permette anche di non perdere il pallone, perché la palla va fuori. La Panormus chiaramente non ha fretta di giocare perché sopra i 2 gol, ed è chiaro che allora lì qualche secondino si può perdere. Siracusa è l'ultima a toccare, dunque rimessa laterale sempre per la TF, che procede con le proprie azioni, la controlla Troia, poi si passa dal centro con Sarro, c'è solo la posizione di Pisano, ma lui va da Cangemi di prima, palla che viene alzata, colpo di testa, prima volta di Renda, poi cerca di mettere giù invece Briguglia, ma niente da fare, Sistoli di prima. L'azione centrale con la conclusione, poi la parata perfetta di Ferrante, ci ha provato a fare girare il mancino, in questo caso Troia,
ma è ottima anche la risposta da parte di Ferrante. Adesso stanno arrivando le conclusioni dalle sue parti. Nel primo tempo può avare, forse, però adesso non stanno più latitando. Quindi calcio d'angolo con Sistori, ma ci sono ben 2 calciatori con le scarpe slacciate, quindi bisognerà attendere un attimo. Nel frattempo si sta riscaldando il Città di Trapani, che giocherà, dicevamo. Tanto colpo di testa! E questa volta è vincente! L'ha riaperta la partita la TF, che si va a riprendere il pallone. Ed è 1-2. L'esultanza di Fava, dovrebbe essere stato lui l'ultimo a toccare, però è stata una mischia all'interno dell'area di rigore, non si è capito molto molto bene. Questo vi daremo anche contezza. 1-2, l'ha riaperta la TF. Io sono qua per il conto della Città di Trapani, quindi mi piace non permettermi. Si lotta ancora a centrocampo, si torna da Cangemi di prima, sbaglia tutto e poi palla allontanata. C'è Siragusa che sembra essere partito in vantaggio, invece no, è fuori gioco. Sistori, poi Pisano tocca da Manzella, che tocca bene anche lui il pallone, poi cerca una palla su Cangemi. La TF l'ha ripresa la partita con quel colpo di testa in mischia. Adesso non siamo sicurissimi del marcatore, ci è sembrato Fava, però erano tutti lì. Adesso cercheremo di darvi una risposta più chiara. Gilia sbaglia, poi la rosa scivolata dura ma sul pallone da parte di Camilleri. Pisano si appoggia da Sistori, che però ha fatto l'assist, questo è sicuro. Manzella cambia gioco da quel lato, poi cerca di rientrare, vediamo se ci riesce. C'è fuori Camilleri ma non tocca la palla perché viene fermato precedentemente. Ad andare in gol dovrebbe essere stato Troia di testa, quindi ci correggiamo. E Troia ad andare in rete sull'assist di Sistori. Questo l'avevamo effettivamente detto, era stato sicuro, insomma, battuto lui il calcio d'angolo, però diamo conferma anche sul gol che è stato dell'attaccante, che quindi era stato anche lui a prendersi questo calcio d'angolo, perché sul suo tiro da fuori è arrivata la parata di Ferrante, poi va giù, trattuta molto molto evidente, ed è cartellino giallo anche per Briguglia, che sa bene di aver commesso fallo, infatti accetta di buon grado la decisione da parte di gara. Adesso la TF sta iniziando ad attaccare, inizia ad avere anche tanta paura la Panormus, che è stata sopra di 2 reti, ha spiuto anche il terzo gol all'inizio del secondo tempo, non l'ha chiusa, e adesso però bisogna fare i conti con la TF. Come sempre va Sistori a battere il calcio di punizione, è il battitore ufficiale della squadra. Nel tempo ancora un altro piccolo tifoso sempre a caricare la TF, credo sia sempre lo stesso, però bello vedere anche i bambini qui allo stadio. Sicuramente meglio venirsi a vedere una partita di calcio che fare tanto altro. Sicuramente lo sport aiuta, è inclusione ed è sempre meraviglioso. Sistori va dentro, Ferrante allontana con i pugni, poi Lombardo fa finta di andare sul pallone, l'ultimo tocco, lo scontro con Manzella è proprio del 20. Sarà quindi rimessa laterale. Dalla panchina di casa si chiede di recuperare tutte queste interruzioni.
Siragusa fa un buon lavoro e prende l'ennesimo calcio di punizione, dovrebbe essere il quarto per Siragusa da quando è entrato molto bene l'attaccante, effettivamente forse non si sta facendo vedere tanto dal punto di vista offensivo, ma lo sta facendo dal punto di vista del lavoro sporco, perché prende calcio di punizione, fa salire la squadra, ma soprattutto fa scorrere il tempo. Adesso vedremo se sarà una tattica efficace quella della Panormus di far scorrere il tempo, perché è chiaro che quando si è sopra di 2 gol, allora lì sì che bisogna fare scorrere il tempo. Quando si è sopra di un gol si rischia un po', perché al momento la TF sembra avere più benzina. Pisano lotta con Incardona, gran lavoro di Incardona che la tiene pure in campo, poi Siragusa sembra fuori gioco, infatti è così, non calcia nemmeno Siragusa, che è anche ammonito e sa bene che non deve rischiare. Sistori prende questo pallone, alza lo sguardo, guarda i compagni e cerca una profondità forse un po' eccessiva, infatti Ferrante quasi da libero, poi buca Fava, Siragusa ancora in fuorigioco, questa volta però si concede un piccolo dribbling, ma è anche ammonito, non deve rischiare Siragusa. Nel frattempo stavano giocando, però l'arbitro aveva fermato il gioco un attimino perché doveva parlare con Mister Muzio qui, un po' arrabbiato credo per il fuorigioco, però sembravano un po' evidenti da qui, forse sul secondo in realtà qualcosa da rivedere c'era, sul primo credo fosse tutto effettivamente irregolare, sul secondo qualche dubbio invece ce l'ho. Palla dentro verso Manzella, la mette giù invece con un bel dribbling, bella giocata, poi apertura su Manzella che viene chiuso, era bella la giocata da parte di Camilleri che si è spostato invece sulla destra con Kangemi sull'out di sinistra. Sistori, bel dribbling, poi Gilia allontana Kangemi e poi Sarro a lottare, va giù la rosa, calcio di punizione con Fava che si prende anche il cartellino giallo. Non ha fatto ripartire la Panormus, Fava è molto arrabbiato, però credo sia perché abbia trattenuto, o forse anche per proteste, non saprei. Giallo un po' fiscale da parte di Ettore Di Gara, che adesso sicuramente sta facendo vedere che non ha paura a tirare fuori i cartellini, una gara molto corretta però anche fisica, di conseguenza qualche contrasto in più c'è stato. Intanto siamo al minuto 70 di gioco quando il risultato è di 1-2, mancano 20 minuti. Poi vi ricordiamo di rimanere sempre qui connessi, ma cambiare soltanto finestra. Tanto va giù, non c'è nulla, Siracusa ci ha provato. Dicevamo, rimanere sempre qui su Sportisiri, ma cambiare finestra perché ci sarà a seguire la partita sempre tra TF e Città di Trapani, valevole per il campionato Under 16, sempre qui con me, che vi terrò compagnia per un altro poco. Cambio di gioco, Manzella lascia scorrere un attimo, poi la controlla, Manzella in mezzo a due il tunnel, Manzella, bella palla, illuminante, calcia! E Ferrante va giù perfettamente, ma che palla di Manzella qui! Ha dato veramente una palla incredibile, infatti fa ringraziare il compagno, perché sa bene che questa è stata veramente un'occasione gigantesca da parte di Gilia, che non ha tanto, c'è il giallo per credo Ferrante, però c'è qualche protesta fuori, però non capivo il motivo, perché Sarro si è andato a prendere il pallone dal riscaldamento del Città di Trapani con un cambio di pallone, insomma non si è capito molto bene quello che è successo. Sicuramente invece abbiamo commentato precedentemente una grande azione per la TF con Manzella che aveva trovato una traiettoria super per il compagno Gilia, che non ha sfruttato al meglio, però bisogna anche dire che il merito di Ferrante. Intanto il lavoro difensivo è encomiabile, a parte la TF che recupera il pallone, Siracusa la tocca, poi Sarro viene messo in difficoltà da Caminita che è scivolata, la tocca, la spizza, va giù, c'è calcio di punizione. Qualche protesta da parte della Panormus. E c'è anche un altro cambio, anzi altri due, perché entrano
Schiazzano e Antonino Bosco. Esce Civilletti che lascia la fascia capitana a Verdicaro. A Verdicaro, sì. Che è vice capitano. Lascia invece un po' il campo un po' arrabbiato, un po' forse deluso per il risultato. Sicuramente Troia, che ha comunque fatto un gol, e poi Civilletti che nel primo tempo è stato sicuramente il migliore in campo, quantomeno dei suoi. Poi sarà calcio di punizione, vanno subito a saltare sia Bosco che Schiazzano che doveva entrare in realtà almeno 10 minuti fa, però poi insomma è rimasto lì ad aspettare. È entrato soltanto adesso, minuto 73 di gioco. C'è però un cambio anche per la Panormus con Casella che dovrà subentrare. Vediamo al posto di chi. Traversione al centro, saltano tutti, palla rimane lì su Sarro che la rimette dentro. Era una bellissima idea, però posizione di fuorigioco segnata dal direttore di gara. Nel frattempo è arrivato il momento di Casella. Vediamo al posto di chi, perché sarà il secondo cambio della Panormus. No, perché ne arriva anche un altro, insomma. Quindi ad entrare sarà pure Caltanissetta. Quindi Casella e Caltanissetta. Vediamo al posto di chi, forse per qualche ammonito. Vediamo. E lascia il campo la Rosa, molto molto stanco. Ha fatto veramente un gran gol. Fascia da capitano al braccio di Lombardo. Poi ha lasciato il campo anche Cardullo, che è andato ad abbracciare i compagni, perché Casella andrà a fare il ruolo di Cardullo, quindi sarà praticamente il terzo di difesa, il braccetto di destra, mentre invece Caltanissetta andrà a giocare avanti, con Lombardo che invece è sceso un po' in questa posizione quasi di trequartista, quindi per confermare quello che un po' diciamo un 3-4-1-2, 3-5-2 in realtà anche. Manzella nasconde il pallone e mette dentro una palla interessante verso Bosco, poi Sarro la controlla un istante, Lombardo allontana, allunga il campo perché Siracusa la può prendere. Siracusa si ferma, sterzata, giocata meravigliosa di Siracusa che poi cerca il compagno, lo trova, poi scivolata alla Daniele De Rossi, mi verrebbe da dire, perfetta da parte di Schiazzano che appena entrato non si è fatto beffare da Briguglia, che è anche un po' stanco. Ha fatto una partita di sacrificio, di tanta corsa, 75 minuti di gioco, mancano 15. Incardona, rimessa di testa lontana, poi Incardona ancora la controlla, questa volta non è perfetto nella precisione, infatti la palla viene riconquistata dall'ATF con il tocco di Gilia sul compagno. Si va verso l'interno, la zona mediana del campo. Sistori, scambio con Pisano, poi Manzella, Pisano ancora, il dribbling di Gilia, viene fermato e scivolata, la Panormus sta lottando su tutti i palloni, poi Lombardo, Sistori ancora, lottare come un leone. Che partita comunque di Sistori, tra i più positivi, doppio fallo. Si lamenta la panchina la Panormus, però sembrava da qui abbastanza netto, con Camilleri che si è comunque rialzato fortunatamente, tutto ok. A Sistori a battere Pisano, Sistori ancora, palla dentro per Bosco che va giù, si chiede il calcio di rigore, però qui sembrava effettivamente tutto regolare, con Bosco che è andato in contrasto con il suo diretto avversario, però sembrava tutto ok. Dunque Ferrante sul pallone, di testa poi non è pulitissimo Cangemi, ma riesce comunque a far arrivare il pallone dall'altra parte. Bosco ancora una volta
perde il mismatch e poi spinge il suo avversario un po' stizzito, si prende anche il giallo. In teoria non ne sta perdonando una, quando il pallone viene allontanato è automaticamente giallo, l'abbiamo visto già in più di occasioni, ma dicevamo è anche giusto, perché se a volte in prima squadra viene molto spesso perdonato questo gesto, nelle giovanili non bisogna perdonarlo, perché bisogna anche spiegare ai ragazzi che anche quando c'è una decisione che può essere giusta o sbagliata da parte del direttore di gara, bisogna comunque rispettarla. Rilancio lungo e poi c'è calcio di punizione. Non è d'accordissimo Briguglia, che ha commesso il fallo. Sistori si è spostato praticamente sulla linea dei difensori, allarga il gioco. Pisano sceglie Andrea sul mancino. Manzella, sempre un gran movimento con le finte di corpo, poi se la va a riconquistare, lotta come un leone Manzella, che cerca un passaggio filtrante, poi Siragusa e ancora Manzella. È entrato bene in partita il 20 comunque. E poi Casella a battere con le mani, si prende qualche secondo in più, minuto 79 di gioco. Salta Briguglia, ma di testa l'anticipo è di Schiazzano, poi Bosco che viene anticipato da Caminita, palla in verticale, si incespica un po' sul pallone e poi commette un brutto fallo ed è anche qui giallo. Giallo per Caltanissetta, sta ammonendo tutti praticamente il direttore di gara, oggi veramente tantissime ammonizioni. Il calcio di punizione. A tempo anche Mister Muzio a rimproverare un po' Caltanissetta, dice che motivo c'è di fare fallo, la palla l'avevamo noi, questo è il virgolettato, l'abbiamo sentito. Pisano anticipato, poi anche Sarro, Pisano ancora a scambiare con i compagni, Gilia allarga da Cangemi che guarda i compagni al centro, prova un traversone e poi con il ginocchio probabilmente ad allontanare Caminita. Adesso bisogna soffrire un po' per la Panormus. Nel frattempo è arrivata anche la TF Under 16 che dicevamo scenderà in campo successivamente a questa partita contro i cittadini. Palla alta, salta di testa Barone, la tocca, palla che rimane lì alla conclusione provata da Camilleri. Poi Sarro chiedeva anche un tocco credo col braccio, ma non c'è nulla. Siragusa di testa, l'anticipo da parte di Fava è ottimo, poi Sarro lascia scorrere, Lombardo, forse una manata, Level forse. Rilancio di Pisano per Bosco che non arriva veramente per pochissimo, poi forse fa fallo, Level forse ancora una volta, fa fallo. Rimane giù il portiere. Ha preso la peggio. Rilancio lungo, adesso gioca un po' spezzettato. Salta Sistori. Cangemi la ribatte quasi come se fosse un ping pong. Camita di testa, poi palla che rimane lì, Bosco, e poi esce benissimo palla al piede la Panormus, ma la sbaglia e quindi Manzella. Sempre palla incollata alla suola, poi si appoggia da Sistori, di ritorno proprio su Manzella, c'è Pisano che un po' lo infastidisce, ma è comunque rimessa laterale. Manzella con le mani, sempre per Pisano per cercare la velocità del 3, l'ultimo tocco, vediamo di chi è, eh sì, perché l'ultimo tocco è di Casella e di conseguenza calcio d'angolo. Dovrebbe battere sempre Sistori, che è il battitore ufficiale praticamente della TF. Batte tutto lui. Calci di punizione, calci d'angolo. Una bella sventagliata effettivamente. Sistori, bella palla ancora messa dentro! E sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo
arriva il pareggio della TF. 2-2, l'hanno voluta veramente recuperare questa squadra, però ancora una volta che palla di Sistori. Il gol dovrebbe essere stato di Schiazzano, adesso daremo conferma ancora una volta perché sulle mischie c'è un po' di confusione ogni volta, ma sicuramente l'assist è sempre di Sistori, che sta giocando una partita straordinaria. E oggi ci stiamo divertendo. 2-2. Con 2 calci piazzati la TF l'ha recuperata. Adesso siamo ad 83, c'è tutto il tempo, mancano 7 minuti, poi tocco con il braccio, sarà calcio di punizione. Mister Muzio sta discutendo con Ferrante, però Ferrante poteva fare credo molto poco da lì. Tempo sistema il pallone. Rivela, cerca, vedi in mezzo tra un tiro e un cross, palla va fuori. È un po' in confusione, c'è però un cambio anche per la Panormus, anzi 2 cambi. Cangemi, Sistori, poi Lombardo cerca di appoggiarsi su Briguglia, su Caminita, poi va giù invece ed è calcio di punizione. Si chiede il cartellino giallo, era già ammonito anche Fava, un po' rischiando, e arriva invece il giallo per Mister Muzio. Confermiamo il gol di Schiazzano, avevamo visto effettivamente bene sulla mischia saltare il numero 14 che entra alla panchina e recupera tutto. Mister Muzio è molto arrabbiato, voleva il cartellino giallo per Fava, che tra l'altro, essendo che già ammonito, sarebbe potuta essere un'eventuale espulsione. Lancio sempre di Rivela, cercare le torri in mezzo, testa si metta più in alto la TF che allontana. Manzella si mette con il fisico a difendere il pallone, poi a centrocampo da Sarro con l'esterno sulla pressione anche di Siragusa. Minuto 86 di gioco, mancano 4 più recupero, vediamo quanto farà recuperare Cangemi. Col tacco prova la giocata, anzi Camilleri. La giocata col tacco non gli riesce. Poi la palla forse è fuori, infatti sì, ne vuol forse. È rimessa con le mani per la TF. Bosco lotta, ma viene fermato da Barone. Poi si torna dietro. Pressione altissima. Verdicaro va a lungo. Colpo di testa di Cangemi ad allungare, allontana poi la difesa. Controllo di Pisano non perfetto, infatti gli dà fastidio e ruba anche il pallone Lombardo che cerca Siragusa, la controlla, Siragusa, scivolata provvidenziale, poi si va anche a prendere questo pallone e la difende magnificamente Squizzano, che qui non soltanto ha fatto il gol del pareggio, ma qui salva probabilmente il gol che sarebbe potuto costare anche la sconfitta. Scivolata, non ci arriva, poi Camilleri ci prova anche lui in spaccata, l'ultimo tocco però è suo e quindi rimessa laterale, però c'è tempo di addirittura credo 3 cambi, perché entreranno Visconti è uscito Briguglia, è uscito anche Incardona, è entrato sicuramente Visconti ed è entrato anche Ganci. Due cambi, doppio cambio, quindi sì.
con Ganci e Visconti posto di Incardone e Briguglia. 2 ottime partite comunque per entrambi. Quando siamo al minuto 88 di gioco, mancano 2 minuti, poi conosceremo anche l'entità del recupero. Ci sono state diverse interruzioni, bisogna dirlo. Mi aspetto almeno un 4 minuti, forse anche 5. Vediamo se ci sarà il modo di impattare la partita per i neoentrati. Lombardo, Sistori con il sinistro, non sbaglia mai Sistori, adesso Sistori non fa differenza. Manzella vuole autolanciarsi in mezzo a 2, vuole sfondare ma non riesce. Poi Lombardo mette giù un pallone sulla velocità sempre di Siragusa, forse fuori gioco, vediamo, si continua. Siragusa va forte sul pallone, è tutto regolare Verdicalo, però forse c'è una posizione di fuori gioco secondo me. Ma come dico sempre, bisogna guardare sempre. Poi c'è un giallo per la panchina. Allora, noi purtroppo in pesadità non possiamo tornare indietro, chiaramente, però voi che siete a casa, doppio tap a sinistra per tornare indietro, perché bisogna vedere se effettivamente questo rigore, perché la panchina della Panormos è molto arrabbiata, da cui purtroppo non si è capita molto bene, perché lo scontro con Verdicaro c'è stato sicuramente, però bisogna vedere se prende la palla o meno. Ripetiamo, in presa diretta senza un replay è un po' difficile prendere una decisione, pertanto rimandiamo a voi questa soluzione. Casella salta di testa Sistori, poi con il petto la controlla, Sarro in anticipo, lo ferma, poi cicca un po' il lancio. Manzella che si dimentica il pallone, lo va a prendere, qui il neoentrato Ganci che si prende anche calcio di punizione. È entrato bene Ganci, però l'abbiamo visto anche fare già 2 giocate positive. Minuto quasi 90, siamo 89 e 40 secondi. 5 minuti di recupero, abbiamo effettivamente indovinato, ce l'aspettavamo, diciamo, o 4-5, ma eravamo un po' più orientati sul 5. Poi ciccano e lisciano tutti. Vediamo se calcio d'angolo. No, è fondo. Nel frattempo Mister Muzio stava discutendo con Caltanissetta. Nel frattempo Bosco si è sistemato sull'auto di sinistra, quindi adesso è un po' più chiara la sistemazione, con Manzella invece a fare la punta centrale, quando è uscito chiaramente Troia. Verdicaro, come il tocco di Squizzano. Di testa la sporca, Bosco fa un buon lavoro, poi Manzella, non si intendono i due, e con un pizzico di fortuna Bosco avrebbe attaccato anche la porta. Lombardo cerca di allungare il campo verso Ganci che è fresco, ma è fresco anche Fava che va giù e si prende con tantissima astuzia il calcio di punizione. Fava, sventagliata lunga, lontana Caminita, sta giocando tutta la partita sempre con grande intensità, poi un rimpallo favorisce quasi Siragusa e Verdicaro invece spazza più lontano che può. Minuto 91 e 30 secondi, rimbalza 2 volte il pallone, poi Rivela lo tocca. Anche per lui tutta la partita, 90 minuti di gioco positivi. Caminita in contrasto, fa fallo. Al momento sarebbe un punticino che non muoverebbe la classifica, perché permetterebbe ad entrambe le formazioni di salire di un punto, però la distanza rimane comunque sempre la stessa, perché entrambe vendono un punto, cambia nulla. E dunque calcio di punizione per la TF, che vuole concludere il proprio match in zona offensiva e dentro casa lo deve fare.
Su un cambio addirittura. Dovrebbero essere semplici crampi, però. Vittore Gara dice si recupera tutto, non vi preoccupate. Eh sì, perché non ce la fa a continuare. Se non erro, Camminita. Con Giuseppe Troia che si è rialzato, però è molto claudicante, quindi credo che il cambio comunque ci stia. Ha fatto una gran partita. Rientra Camminita, scusate, entra in campo Troia, esce invece Camminita. Grandissima partita però per lui. Calcio di punizione, palla dentro. Si chiede un fallo in attacco, ma non c'è nulla. Bosco mette giù questa palla, lotta con Siracusa, ma l'ultimo tocco è suo. Va Casella a battere. Siracusa di testa, poi lascia scorrere Caltanissetta. Palla in verticale con Sistori sempre molto puntuale a prendere anche quel pallone. Poi Bosco cerca una verticale su Manzella, l'anticipo invece netto da parte di Renda. Gran partita anche per lui, un gol pure per il numero 4. Cangemi mette giù questa palla, deve attaccare la porta, c'è lo spazio, anzi Camilleri cerca dentro, il tocco, palla che rimane lì e la zampata probabilmente vincente che potrebbe decidere la partita per la TFA. Il 3-2 comunque è arrivato con Cangemi. Una rimonta che ha dell'incredibile per la TF, che sembrava essere fuori partita, ma poi tutto è cambiato e adesso da 0-2 a 3-2 non molla mai la squadra di casa. Cangemi dalla panchina entra e forse decide la partita. Lo dobbiamo ancora vedere, la partita è lunga. Tempo, ci sono tanti crampi. Adesso vediamo quanto manchi, perché credo sia pochissimo il tempo a disposizione. Ferrante non ha potuto fare niente, ma era molto complicato da lì arrivare e fermare quel pallone. Era molto molto vicino Cangemi. Anche credo ha fatto un piccolo tocco sotto. Credo che la Panormus adesso si riverserà tutta in attacco. Si ritorna in campo dunque per le ultimissime azioni di questa partita. Ferrante va a lungo, cercare le torri in mezzo, allontana testa Squizzano, poi palla che va sulla sinistra, vediamo, brutto fallo, calcio di punizione, no, calcio d'angolo, però qui mi sembrava abbastanza netto il calcio di punizione. Infatti avevo subito detto calcio di punizione, fallo, perché lì lo ha falciato praticamente, per calcio d'angolo, insomma. Calcio di punizione o calcio d'angolo, da lì cambia veramente poco, comunque la distanza era praticamente la stessa, però credo che il fallo ci potesse stare. Tutta dentro sul secondo palo, la palla viene allontata da Bosco e poi fischietto in bocca, triplice fischio e vittoria per la TF che vince con il risultato di 3-2 contro la Panormus, facendo un'incredibile rimonta. Una grande vittoria per la TF che vince contro i parità dell'Academy Panormus per 3-2, decisivo il gol di Cangemi dalla panchina.
una bellissima partita. Noi intanto come sempre vi salutiamo e vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Gentu su Sport è tutto, vi ringraziamo ancora e alla prossima.